Diego Fusaro, filosofo e scrittore, fondatore di Vox Italia, ieri ad Agrigento a presentare in sostegno della sua lista alla candidatura di Franco Miccichè. Un interessante momento che ha visto protagonisti tanti soggetti della politica agrigentina in un ampio dibattito sulle tante problematiche della città e del nostro territorio, moderato dall'avvocato Stefano Catoara, a cui sono intervenuti anche l'ex sindaco Aldo Piazza, che ha annunciato ufficialmente l'appoggio politico alla candidatura di Miccichè, quello dell'ex presidente della provincia di Agrigento Eugenio Dorsi, di Giovanni Russo Cirillo, di Roberta Lala, coordinatrice della lista Vox Italia. Personalmente ho aderito a Vox Italia, partito di cui l'ideologo è Diego Fusaro, mio carissimo amico, con il quale condivido i valori e il riferimento appunto del programma di Vox Italia. Siamo convogliati al sindaco Miccichè per un cambiamento soprattutto culturale. Noi per cambiamento culturale intendiamo prendere coscienza di sé, non solo l'erudizione, la conoscenza ai libri, prendere coscienza di sé e sentirsi parte del tutto. Riconosco nel candidato Miccichè una grande umanità, oltre che professionalità e competenza, una persona molto empatica e quindi attraverso di lui sono convinta che la città possa cambiare, che l'amministrazione possa essere più vicina al cittadino. Oggi abbiamo visto su tutti i giornali la storia di quell'anziano che ha chiamato la polizia perché per 5 giorni non si è potuto cibare. Non deve succedere in una città così piccola che dovrebbe essere a dimensione d'uomo, che i servizi sociali siano così distanti alle persone. Noi prima di tutto, principalmente, vogliamo recuperare il valore umano, quindi vogliamo essere in mezzo alla gente, vogliamo aiutare chi resta indietro. E io penso che Miccichè sia il sindaco più empatico e dei grandi valori umani che possa far fronte a questa tematica. Anticipazione sui nomi delle liste? Sono io, Roberta Lala, poi c'è Salvatore Petrotto, Russo Cirillo e poi per il resto li diremo più avanti. Spetterà ai cittadini di Agrigento dirlo, ovviamente. Io non abito qua, vengo qua ogni tanto con grande piacere, mi gusto le bellezze paesaggistiche, artistiche, culturali della vostra terra, però poi ovviamente sta a voi decidere sovranamente come autogovernarvi. Ritorniamo a questo progetto di Agrigento, ecco, come avete deciso di sposarlo? Ma io non sposo nulla, io sono semplicemente qui perché sostengo Roberta Lala di Vox Italia, sono qui per l'amicizia fraterna che mi lega a un grande agrigentino come Giuseppe Deni e sono qui per sostenere persone che stimo e di cui ho la massima fiducia e amicizia. Ecco, parliamo anche di questa polemica che l'hai avuto con Gad Lerner. Ma no, io non ho mai polemiche con nessuno, semplicemente noto che è stato attaccato il vostro presidente di regione, Nello Musumeci, che io ho conosciuto, di cui condivido alcune cose, altre no, conosco come una persona onesta e per bene. La questione dei migranti, lui ha voluto sicuramente in maniera radicale sollevare l'attenzione su un punto, è chiaro che è difficile risolverla in 4 e 4-8. E chiaramente la risposta che ha dato Gad Lerner è la classica risposta tipica di un progressismo astratto che si occupa di tutto tranne che dei problemi di chi vive e di chi lavora e che ha come unica priorità quella di favorire l'immigrazione di massa. Tra l'altro la ringrazio per avermi sollecitato su questo punto, le leggo un'ultima notizia di oggi che mi sembra interessante, che viene riportata dall'AGI, agenzia italiana, ecco questa è la notizia: sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 milioni fondata dal nobile bocconiano. Ecco, forse si capisce perché molti vogliono i porti aperti. Ecco. Sono lusingato che Vox Italia abbia aderito al mio programma civico per Agrigento, lusingato anche perché il professore Diego Fusaro è uno storico, è un filosofo della storia, è una persona di grandissimo spessore culturale. Hanno sposato la mia candidatura, hanno sposato il mio programma, un programma civico molto semplice. Io voglio ridare a Agrigento la normalità, voglio che sia una città pulita, decorosa e voglio dare i servizi ai miei cittadini che possono essere fieri di essere cittadini agrigentini, possono trovare in Agrigento tutto quello che ogni cittadino di ogni città del mondo possa desiderare per una città migliore e vivibile.